ieri ho guardato l'Angelus del Papa. Da lì l'ho saputo, come tanti altri. Non è riuscita a trattenere l'emozione Anna Stella quando ha saputo la notizia. La sorella di Monsignor Beniamino Stella, nominato cardinale da Papa Francesco, è venuta a saperlo direttamente dalla televisione, durante l'Angelus del Pontefice. Una gioia per tutta la famiglia, composta da 12 fratelli, di cui il cardinale è il secondogenito. È stata una gioia per noi e penso il riconoscimento di 37 anni fatti all'estero. Ha fatto una vita all'estero, mio fratello, una vita. Grande festa anche in paese. Il parroco del Duomo di Pieve di Soligo ha suonato le campane a festa appena saputa la notizia. Immaginarsi se non abbiamo suonate, sì, quasi da fondere i motori delle campane, sì, senz'altro. E la gente ha capito subito, c'era qualche telefonata di felicitazioni già che veniva dai parrocchiani avendo sentito le campane. Monsignor Beniamino Stella ha 72 anni, ha rivestito la carica di presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e ambasciatore vaticano a Cuba. Una lunga carriera da diplomatico e missionario, quella del cardinale, che ha incontrato Fidel Castro, ha lavorato nel Centro Africa e in Colombia. Dallo scorso settembre ha assunto la direzione della congregazione del clero. L'ho sentito molto sereno, contento, non preoccupato, perché probabilmente l'ha digerito un pochettino prima questo evento per lui, sicuramente molto emozionato. Il cardinale è molto conosciuto in paese per le sue continue visite ai fratelli e alla sua terra natale, alla quale è molto legato. Sì, contentissima. È una persona stupenda perché è venuto diverse volte qua. So che è una brava persona, sono gente per bene, insomma, di chiesa. Però ho sentito che parlano molto bene di questo Beniamino, no?